E anche per il 2023, come negli ultimi 12 anni, il Veneto sarà tax free e quindi non avrà nessun tipo di addizionale aggiuntiva. È l'unica regione italiana a statuto ordinario che non applica addizionale IRPEF e continuiamo così. Dopo settimane di dubbio, ora è ufficiale. I veneti non pagheranno l'addizionale IRPEF. Lo si evince dalla prima commissione del Consiglio regionale, dove sono stati approvati a maggioranza la legge di stabilità, il collegato e il bilancio di previsione 2023. In compenso, alcuni settori pagheranno di più l'IRAP. Noi abbiamo fatto questa manovra aggiuntiva sull'IRAP per alcuni settori, in particolar modo banche, società di assicurazioni, società che operano nel mondo dei carburanti, dei petroli, che quest'anno hanno in particolar modo degli extragettiti, e questo ulteriore gettito di 16 milioni di euro va per la quasi metà dedicato ad abbassare la tassazione sulle IPAB, quelle pubbliche, e questo ci permetterà di fare anche una riforma il prossimo anno delle IPAB, che è una delle grandi riforme che il Veneto attende. I soldi in più chiesti ad alcuni settori produttivi non basteranno però a neutralizzare l'aumento delle rette delle RSA. Le risorse ulteriori che sono scaturite da questa manovra non bastano per andare incontro a quelle che sembrano al momento essere in particolar modo le richieste da parte delle RSA, delle aziende che si occupano di anziani, e l'aumento delle rette. La manovra di bilancio arriverà in aula la settimana prossima. Martedì e mercoledì il Consiglio regionale si occuperà di DEF, quindi dal 13 del bilancio.